God Save the Wine, siamo in questo angolo di natura che ci siamo ritagliati pazientemente nel centro di Milano per parlare del rapporto fra il vino e la natura, no? Il vino è sempre un modo anche per portare la natura in città e far capire la bellezza di questi posti. Qui siamo nel Collio, siamo nel Friuli e Stefano, raccontacelo, faccelo vivere un po'. Assolutamente, allora l'azienda che rappresento, che è Zorzetti, già è un'azienda storica presente sul territorio da circa 150 anni. Diciamo che l'azienda oggigiorno è dotata di 150 ettari vitati, diciamo che il nostro focus principale è sui vitigni autoctoni locali, in primis Ribolla Gialla e Schioppettino. Negli ultimi 10 anni più o meno abbiamo intrapreso un percorso di forte trasformazione e di crescita all'interno dell'azienda, andando a ripristinare quelli che erano i vecchi vigneti, a sistemare tutto quello che era il percorso idrico che ci serve ovviamente come approvvigionamento. In cantina incominciamo ad utilizzare energie rinnovabili, quindi l'attenzione di Zorzetti che oggigiorno, rappresentata in primis dalla signora Annalisa e dalla figlia Veronica, che sono le nuove generazioni, con l'idea di un approccio sicuramente più naturale al mondo del vino. Sensibilità verde ma anche rosa, perché è un'azienda al femminile importante. Intanto versiamo la ribolla, vai. Molto chiare. Così giusto per il bicchiere. In questo caso mettiamo nel bicchiere una ribolla 2016, la nostra miglior selezione Mio, quindi andiamo a identificare i vigneti più dotati. Ecco, la ribolla è probabilmente l'autoctono friulano bianco più famoso. Negli ultimi anni si è smesso un po' di parlare solo di Sauvignon e di altro, la ribolla è diventata, però è una bestiaccia la ribolla, non è così facile farla venire. Allora, non è facile, però in questo caso tramite la nostra selezione andiamo innanzitutto a trarre le uve da vigne molto antiche, quindi più o meno hanno tra i 60 e gli 80 anni, quindi già in piena maturità. Abbiamo delle bassissime rese, quindi è in questo momento una massima espressione del territorio. In questo caso è una 2016, freschezza, acidità, questa leggera mineralità sono un po' le caratteristiche della ribolla. Negli ultimi anni stiamo cercando proprio come Colli Orientali di fare un po' la filiera della ribolla, essendo un po' il nostro cuore pulsante, stiamo cercando di coinvolgere tutte le aziende presenti sul territorio affinché il discorso ribolla possa uscire dal territorio e dai confini ovviamente regionali per poi aprirsi all'Italia, ecco, e al mondo. E invece, essendo a Milano, se io volessi, so che a Annalisa piace molto la cassola e quindi ci vuole un rosso, Pignolo potrebbe essere un'altra idea, invece l'altro grande rosso. In questo caso ad un refosco dal peduncolo rosso, in questo caso è sempre una selezione, in questo caso un'annata 2013, un vino piuttosto versatile, quindi molto bene l'abbinamento con la cassola, ma lo vedrei anche molto bene sull'altro grande piatto classico milanese che è la cotoletta. Mi è venuta fame con questa cotoletta, con questo vino, ma mi hai convinto, secondo me ci sta veramente bene. Come dicono a Milano, quindi rappresentiamo oggigiorno sicuramente una realtà che sta cercando di cambiare sul territorio, sta cercando di innovarsi, come dicevamo prima, veramente un occhio molto attento a quello che è dalla natura. Per noi la vita nel campo, in questo caso nel vigneto, diventa fondamentale per poi portare in tavola a tutti i consumatori un prodotto che sia genuino, ben fatto e che conservi tutte le caratteristiche organolettiche che il vino da sempre ha rappresentato. Sicuramente ci riescono benissimo, grazie. Grazie a voi, buona serata, buon proseguimento.